Allora, un altro aspetto di cui si parla un po' in tutti i settori, però vale anche per il vostro, e ne parlavamo fuori onda, è il discorso del famoso cuneo fiscale, su cui il governo aveva detto che sarebbe intervenuto in modo importante e sembrava che ci fossero delle aperture, grandi speranze per il settore degli imprenditori, delle imprese piccole e medie, grande speranza per i lavoratori, quindi se costo meno avrò maggiori possibilità di impiego, di reimpiego, e invece a tuttora è una grande, inutile nascondere, una grande beffa. È così anche per il vostro settore, cioè il costo effettivo di una persona è rilevante, quant'è che viene dato al fisco e quanto quindi non ritorna? Beh, è difficilissimo, cioè esprimermi in questo tema è vergognoso, nel senso del che il costo della manodopera nostro è l'incidenza della tassazione rispetto al netto che percepisce il lavoratore arriva a delle percentuali innominabili, perché arriviamo al 60%, 65%. Quindi vuol dire che a noi quello che costa il lavoratore va quasi tutto in contribuzioni diverse, INPS, INAIL e varie altre tasse, per cui la riduzione del cuneo fiscale ne parlano, ma parlano di percentuali che fanno sorridere, perché il costo della manodopera è diventata impossibile, impossibile. Per non parlare di eventuali straordinari, per cui si sale di un altro 35% circa. È un tema in cui forse pochi si capacitano di quanto costa a noi la manodopera regolare dipendente dell'impresa. Dopo, se uno vuole lavorare con contenisti che magari molto spesso non sono neanche in regola, allora il mondo cambia, ma se vogliamo lavorare in regola e rispettare tutte le normative che ormai, non so, ci vorrà una Treccani per sapere quali sono gli impegni di un'azienda per aprire un cantiere e le regole da rispettare sulla sicurezza, il POS, PSC e DUVR Mamma mia. e tutto quello che ci hanno cacciato sopra. E dopodiché viene fuori che siamo diventate delle aziende che non sono più competitive con nessuno, perché le spese generali di un'azienda, a parte il costo del cuneo fiscale, sono salite a livello esponenziale e dopo ci dicono di fare i massimi ribassi, però ci vuole la SOA, ci vuole la qualità, è tutto obbligatorio diventato, altrimenti non puoi partecipare, ci Certificazioni, vuole quindi. una formazione dei lavoratori, benissimo, le visite mediche, tutto a carico nostro, tutto a carico nostro. Ma non so cosa vogliono tra un po', Infatti, lo stesso veramente, vale e anche non se per, ne capacitano, proprio non se ne capacitano. lo stesso vale anche per il settore artigiano, dove peraltro non c'è neanche la cassa integrazione, vogliamo Sì, ricordare, oltre perché al danno la infatti. beffa. Beh, sì, c'è una differenza di trattamento. Comunque è così, purtroppo, eh, oltre al costo del lavoro, c'è anche poi il carico burocratico che penalizza ancora di più le piccole aziende, perché impone di avere del personale apposito per fare quegli interventi lì. Noi stiamo morendo di burocrazia, è uno dei problemi più grandi che abbiamo per il nostro settore, più ancora dell'accesso al credito. E questo dice molto sul tema. Purtroppo in Italia c'è una supremazia della burocrazia anche sul lavoro, e di qui non se ne esce, perché ehm, è un'autoreferenzialità che genera sempre nuove incombenze assolutamente inutili e comunque controproducenti, perché poi si scaricano sul costo del lavoro e fanno perdere sul prodotto, sul costo del Competitività. prodotto, e fanno perdere competitività al sistema paese. Siamo in chiusura. Che cosa sarebbe necessario, urgente, indifferibile e importante? La domanda è rivolta ad entrambi, perché comunque rappresentate un settore. Che venisse fatto in questa legge di stabilità o comunque dal governo, e che magari voi anche state chiedendo, chiedete, non lo so, ma cosa potrebbe essere utile? Ma non lo saprei a questo punto, perché le richieste sono state fatte in sede nazionale dalla nostra associazione per quanto riguarda la detassazione, il cuneo fiscale, tutto, Sono ma state sono parole inascoltate. al vento. Secondo me l'unica cosa sarebbe
che cambiassero tutto questo sistema, cambiare questo sistema definitivamente, questo apparato burocratico pesante, perché ormai politici non ne abbiamo, non c'è un riferimento politico e abbiamo un sistema burocratico sotto i politici che sta inchiodando tutto, perché gli fa comodo inchiodare tutto, perché intanto non sanno neanche cosa vuol dire la crisi, e bisogna rivoluzionare, ma questo ci vogliono generazioni, bisogna che chi ancora ha un minimo di cervello capisca e venga a toccare con mano le problematiche delle aziende. Ma di fatto però quando ci sono state le elezioni, le ultime, no? I candidati voi li avete trascinati, chiamati, Ma trascinati e chiamati, ma i candidati, ma dopo chi vota? Chi è che vado a votare io con questa legge elettorale qua? Non so neanche chi voto, sono sempre le stesse persone. Sono da 30 anni che sono lì e 30 anni che si sono goduti del benessere e del malessere del paese, tanto loro vivono lo stesso. E le novità sono novità che hanno magari attirato l'attenzione di molti, ma che forse non hanno le preparazioni e le capacità di gestire un paese o di gestire certe problematiche economiche, perché magari con tutta la buona volontà che avevano non possono uno da un giorno all'altro diventare un politico e avere le capacità di gestire le cose, quindi si urlano addosso. Andiamo da 20 anni che parliamo di un solo nome in tutto il paese che ogni giorno è sui giornali, in cui la gente pensa che ormai ne abbia veramente, sia esasperata, e per sviare l'attenzione, ma la gente non ne può più di queste cose, cioè dobbiamo dipendere tutti da una persona in questo paese? Non so, questa è una cosa illogica. Per voi? Noi puntiamo sempre il dito verso i politici ed è giusto, perché sono loro i responsabili, come io sono responsabile della mia azienda, per quello che è successo, ma lì c'è una responsabilità forte della classe burocratica che è assolutamente lontana dalle necessità del paese, non riesce a capire cosa realmente serve e produce continuamente degli effetti negativi. E quindi i punti di vista convergono nettamente. Sicuramente. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, ringrazio i nostri telespettatori di averci seguito. Se avete altre domande, magari poi cose che nascono riflettendo su quello che è stato detto, TV7 con voi @triveneta.tv. Dopo noi periodicamente cerchiamo di stimolare i nostri ospiti a intervenire per darvi un po' il punto della situazione. Questa sera vi aspetto come sempre alle ore 21 per il talk show di Politica e Attualità e si parlerà di che cosa si sta muovendo, perché qualcosa bolle in pentola, qualcosa di grosso non lo si sa. Adesso avremo anche degli interlocutori presenti in studio, vediamo che cosa sta succedendo. Qualcuno incomincia ad agitarsi. Intervenite come sempre, io vi aspetto, grazie ancora ai nostri ospiti e buon proseguimento. Grazie, buongiorno. Grazie.